Quali sono i modelli di rappresentazione della realtà più usati e come possono essere declinati nel territorio veneto? È da queste domande che ha preso il via la terza edizione di Anticipare il futuro, l'evento promosso da Confcommercio Veneto in collaborazione con Blue Eggs, realtà internazionale che ricerca e studia le innovazioni di mercato. Nell'iconica Venezia Heritage Tower di Marghera, i professionisti del territorio hanno potuto avvicinarsi alle più aggiornate analisi sulle tendenze globali. L'obiettivo è quello di poter dare degli orientamenti, indicazioni, sollecitazioni per poter gestire o riuscire a intervenire nei processi di cambiamento che ci aspettano nei prossimi anni, anche a breve. Poter alzare lo sguardo e andare oltre il selvaggio quotidiano per preparare i nuovi modelli di business, le nuove attenzioni da porre, capire come andrà anche l'orientamento dei consumi e dei consumatori. Per cui su questo è importante aiutare le imprese ad avere chiavi di lettura molto più efficaci per poter gestire il proprio cambiamento. Anticipare il futuro, che non è certo una novità per Confcommercio Veneto, che da anni propone agli imprenditori questo aggiornamento per avere consapevolezza dei modelli di consumo e di comunicazione che influenzeranno i prossimi anni. Noi abbiamo avviato alcuni anni fa questi momenti seminariali che poi hanno dei piccoli spot anche nel corso dell'anno con alcuni approfondimenti su alcuni contenuti specifici e che servono per tenere allenata la nostra attenzione ai processi di cambiamento. Ad esporre le novità del mercato è intervenuta Blue Eggs, azienda a riferimento internazionale per la decodifica dei deep trend, ossia dei modelli di rappresentazione della società, capaci di influenzare i consumi. Tra questi ci sono la valorizzazione della dimensione umana, il pensiero fuori dagli schemi, il recupero delle culture locali e la creazione di reti imprenditoriali generose col territorio. Ma non è tutto. Questo intervento si basa su un tema di quest'anno che è Antipods, quindi un mondo bipolare, un mondo che prevede il bianco e il nero, realtà parallele, quindi vuol dire che la realtà diventa estremamente più complessa e proprio uno dei deep trend è proprio discover the complexity, quindi svelare la complessità. Io credo che il territorio così ricco di competenze, di tradizioni artigianali, di prodotti d'eccellenza trovi in questo deep trend una grande opportunità per raccontarsi e raccontare tutte le lavorazioni, prodotti, meccanismi, recuperare quella tradizione che va però raccontata in maniera nuova e diversa.